Si è svolto stamani presso l'auditorium del Consorzio Empedocle di Agrigento un concerto organizzato dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini in collaborazione con il Consorzio e con il Liceo Musicale Ettore Majorana di Agrigento. Si è esibito il Toscanini Electric Ensemble diretto dal maestro Marco Salvaggio con la partecipazione dei dipartimenti di nuove tecnologie e nuovi linguaggi musicali del Dipartimento di Percussioni con un evento dedicato al linguaggio del rock nella musica minimalista. Dell'ensemble hanno fatto parte docenti e studenti dell'Istituto Toscanini, alcuni docenti e studenti del Liceo Musicale Ettore Majorana, un evento che rafforza un'importante sinergia con il Liceo Musicale di Agrigento e il Consorzio Empedocle e l'Istituto Toscanini di Ribera. Una collaborazione che sicuramente sarà molto proficua e consentirà di aprire possibilmente nuovi corsi anche AFAM, quindi corsi universitari sulla città capoluogo. Siamo anche qui per suggellare anche la collaborazione con il liceo musicale con cui c'è una convenzione già dal 2017 e abbiamo già attivato delle diverse appunto, attività didattiche in collaborazione. Su Toscanini ora ha anche una valenza diciamo statale, no? Assolutamente sì, siamo uno dei 18 istituti musicali pubblici, quindi istituzioni AFAM universitarie in attesa di completamento della statalizzazione. L'Istituto Majorana collabora insieme al Toscanini e anche col Consorzio Universitario di Agrigento. Io sono convinta che quando si lavora insieme i risultati sono di gran lunga superiori e quindi danno anche ai ragazzi l'opportunità di vedere una continuità non solo scolastica dal punto di vista di scuola secondaria e secondo grado, ma anche con prospettive future di arricchimento di quelle che sono le loro competenze musicali. Il giorno 20 ci sarà l'Open Day, quindi presenteremo la nuova offerta formativa per l'anno accademico 2019-2020 che si arricchisce con 3 corsi di laurea nuovi che si aggiungono ai corsi già esistenti. Abbiamo voluto fortemente iniziare una collaborazione innanzitutto con il liceo musicale Ettore Majorana, abbiamo fornito supporto logistico per ospitare la scuola presso il nostro plesso e già dalla prossima settimana comunicheremo alla dirigente scolastica che metteremo a disposizione altre aule in modo tale che tutto l'intero istituto si possa trasferire presso questo plesso e oggi nasce anche una collaborazione con l'Istituto Toscanini di Ribera che probabilmente attiverà dei nuovi corsi di laurea presso il Consorzio Universitario di Agrigento. Insomma, è un consorzio che riparte, dobbiamo dire grazie ad una nuova norma che porta la firma degli assessori Lagalla ed Armao che finalmente consentono ai consorzi universitari di avere certezza di finanziamento e quindi di poter fare una programmazione a medio e lungo termine.